Uè, o fevelin di... Zovins e Furlan. I numers dan speranze a chialà l'ultim scandai curat della vagne plurilingal, la rete di istituts che si impegnin per promozione d'educazione plurilingale e la tutela delle lingue furlane in te scuole secondarie di second grad. Nuf su dis son i students che le capissin, le fevelin a livelli differenze quasi vot su dis. La situazione più grivie è che delle lingue scritte, ma si può dire che il furlan al ten bot anche tra i giovins. Un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltadors di Erika Dami dai studis Rai di Udin par Vue o Fevelin D, la trasmissione par cure di Claudia Brugnetta che potete ascoltare anche in streaming e in podcast ai direzione www.fvg.rai.it. E bentiatas a Tiziano Furlano, insegnante di inglese all'Istituto Bearzi di Udin, e Riccardo Urbani, insegnante di storia e filosofia all'Istituto Paschini Linussio di Tumiec. Bentiatas. Buondì. Tachin allora a fevelà con Tiziano Furlano, c'è mutise nassù della rete della vagne plurilingale e con quali obiettivi? Allora, disin che prima di tutto, come che già detto ieri, la rete mette ad un diversi istituti secondari di second grado, quindi scuole superiori delle province di Udin, ci rendi da donde disin le realtà se gli insegnanti che potevano essere più sensibili alle questioni dell'educazione plurilingale, in particolare perché riguarda le lingue furlane, ma vedremo che non le nome che al momento fanno in parte rete 6 istituti, il Liceo Marinelli di Udin, il Bearzi, il Magrini Marchetti di Glemone, il Manzini di San Daniele, il Linussio di Codroico e il Paschini Linussio di Tumiec, oltre a altre realtà che si occupano sempre di educazione plurilingale e lingue. Prima di tutto le società filologiche furlane che collaborano con Noma, insomma è venuto collaborazioni anche di università dal Friuli, col CIRF, le pedagogiche Hochschule de Carinzia e altre realtà. E il scopo principale della rete è appunto che è di portare in davanti il discorso e di inviare un discorso su ciò che è il furlante scuole, soprattutto le scuole secondarie di second grado, che spesso è una questione che è un po' mettuta in banda, non esistono interventi strutturati per quel che riguarda le scuole superiori, mentre che dagli altri ordini di scuole esistono già e sono già inviati sistemi di insegnamento al furlan, le scuole secondarie superiori, se si fa salc e poi di svolte sarà lasciato un po' alle iniziative, alle buone volontà da insegnanti che sono magari più sensibili alle questioni. E quindi le nostre prime attività al momento è appunto che di chiappare su informazioni su quale che è la situazione tramite le fotografie linguistiche di cui svelerà magari miglior Riccardo dopo, ma anche di proponi riflessioni su ciò che vuol dire fa furlante scuole ed infatti di poco in tesuase de giornate internazionali delle lingue mari una convegna intitolata Plurilinguis Plurivitali che viene velata proprio di prospettive di insegnamento plurilingale alle scuole e vi infatti tagliains interventi di formazione sul CLIL par furlan, quindi sull'insegnamento di materie tramite le lingue furlane, e vi un sito che è lavplu.eu, lì che si può inchiattare risorse, materiali didattici par proponi lezioni par furlan su diverse materie, le scuole, e così via. Questo è un po' che
che si infasino. L'issazions che porta in davanti la lavagne plurilingale. Ecco, che promuove, lo dicevi, un scandai che fa la fotografia linguistiche de scuelis de rete. Le ultime, ho sentito un momento fa, è state presentate proprio di Resint. Riccardo Urbani, come vengono realizzate queste fotografie linguistiche? Allora, il progetto è partito in via sperimentale già fa 2 anni al Marinelli, veniva fatto su chiarte che stanno fatte vie così telematiche cui i frus in buona sostanza poi rispondi anche con il loro cellulare. Allora scandai semplici che hanno là l'intendimento di chiappa su da statistiche quantitativi precisi, puntuali, noi in una ricerca fatte a livello sociologico come altri che sono stati fatti già di tanti anni insomma in Friuli alla più un po' di un intendimento didattico per insegnanti al covente dentro tra i consigli di classe. Per sta l'idea è questa di mettere a disposizione dei consigli di classe da scuole che fanno parte del progetto qualche informazione sui loro scolari, sui scolari di prima e superiore, dunque sono frus che sono appena arrivati a terza media, arrivano in prima e in questa attività anche di accoglienza e non mi domandino quali sono, mi fanno diverse domande, quali sono le lingue che loro fanno in famiglia, quali sono le lingue che fanno in cui loro amici fuori da scuole e quali sono le lingue che fanno dentro le scuole cui loro compagni di classe. Dopo queste informazioni vengono girate, non vengono elaborate chiaramente, vengono girate ai insegnanti e così arrivano a capire in qualche modo qual è il contesto, questa è l'idea, no? Di mettere a disposizione dagli insegnanti il contesto vitale, vivo, dal punto di vista linguistico dai loro culati. Ecco, allora, le ultime fotografie linguistiche c'è immagine dal contesto viene fuori. Diciamo che è in linea anche con le ricerche che serie fatte, ad esempio, all'Università di Udine, in Italiano, avevano in linea con Kiel, però vengono anche fuori elementi diversi, ridotti, perché si chiama in Sudas, che passi, che vanno, insomma, non sai, da Chiarnie fino a Città, a Udine, fino a Basse Furlane, stanno sono al momento sì, non mi vorresti in italiano scuven, mi vorresti in slargiare chiaramente che scandali. Beh, intanto che vengono richieste linguistiche importanti. Allora, chiaro che la rete nasce per valorizzare e per, non anche la lingua furlane, ma per valorizzare la questione plurilingale. Dunque, non circa una trentina di lingue che in questi scuole, insomma, in Friuli, poi io manco, tra scuole superiori, in essi scolari a Feveli. Claro, la pluriparte a Feveli per italiano, in famè a Feveli per furlane, e dopo sono lingue come l'inglese, il francese, l'albanese, il rumeno, io sto lì proprio in ordine, diciamo che sono in percentuale, il tedesco, l'arabo, il sloveno, il spagnolo, il cinese, viene davanti, una trentina. E dunque l'intendimento è proprio di c'è mai che se queste lingue vengono preparate a scuole in chiesa, la scuola invece non le valorizza o non valorizza a monte queste richieste e siorità che vengono in ogni contesto sociale, dai frussi in quel caso di prima superiore, ma non sarebbe tanto diverse se si fa un scandai dai frussi più grandi. E c'è risposte si sodas? Che il problema dell'insegnamento plurilingale non è una novità, non sono i caffevelli plurilinguisti, ma sono insegnanti. Chi mi vuole, per dire la verità, anche chi in Friuli, anche se la sensibilità sta crescendo, si pensa in chi l'insegnamento in termini monolinguali. Se i calzini l'insegnamento dall'italiano, che dunque ha dei insegnamenti, lo sapete, sì, quasi tutti hanno Feveling, ma anche che si fevele di lingue dall'insegnamento delle lingue foresti, che sia l'inglese, che sia il francese o il tedesco o che sono. Non è un caso che si chiama l'indagine, non vi ho detto, faccio un discorso medio, che il 55% dei frus ha dichiarato, con differenze dopo se mai gli sviluppano, ha dichiarato che in famiglia ha fevele il furlan, quindi più di un su due. Però, dal stesso momento,
in scuole, a scuole qui compagni, all'UFVL il disavot del collettivo, venga stai un tierc in qualche modo che all'UFVL in famè. Ci vuole dire no dome, che se dopo in famè non mi vin circa 30 lingue sfavelati, a scuole le lingue sfavelati sono 3 o 4, un po' di inglese, qualche due favela l'inglese, al declare insomma di favela l'inglese con i compagni, e qualche due al declare di favela tedesco e pochi altri. Venga stai tal momento che il frutto entra a scuole al ferme di favela le lingue. I lingue che lui alza. E questo è il problema che la scuola sicuramente ha o ha policy. Non i crodin che è un obbligo anche costituzionale, chiaramente, ma anche un obbligo formativo, perché i crodin che più i lingue si favelin dentro un contesto sociale e più si ora è la società. Si fermen per una pulse musicale, dopo tornen a fevelà di plurilinguism te scuelis. Se si ascolta di Vueo Fevelindita e studi Sarai di Udin, Erika Dami, che us Fevele, in collegamento telefonico Tiziano Furlano e Riccardo Urbani, insegnants di scuole Bearzi e Paschini Linussio, la prima di Udin, la seconda di Tumiec, che fanno parte della Vagne Plurilingal, rete di istituti de provincia di Udin che si impegna per promozione de educazione plurilingal proprio te scuole superiori. Con Riccardo Urbani si fevelava de inadeguatezze forse de scuole secondarie che fa le eccezioni non rive a metti in l'us la richiesta de competenze linguistiche di base de studentessis e dai students furlans, comprenduta naturalmente che inten la lingua furlane. Allora, ta che senso c'è sarebbe auspicabile di riva a fa se si rive a fa naturalmente? Lo domanda a tutti doi, partente di Tiziano Furlano. Sì, ma allora, io mi sento di dire che, a manco, perché che io le mie esperienze di bande dai studenti, quando si propone alc, che riguardi, in che caso, le lingue furlane, ma in generale le risposte di solito sono buone, nel senso che anche lì che magari i numeri non sono, le percentuali dei studenti che fanno le furlan non è al 100%, ma comunque a lei interessa e curiosità, perché comunque i studenti si rendono conto di
dicemut che al possei una maniera per comunicare fra di loro e per slargiare un po' le loro possibilità di interagire. È il fatto che appunto alle spese difficili arriva a immaneare interventi un po' perché e manchi una formazione specifica forse da insegnanti, un po' perché comunque le iniziative che vengono fatte se sono spesso fatte così un po' sparniciate dal corso all'anno. Arriva a metti ad una rete, un evore larghe, lì che dopo gli insegnanti non solo possono sperimentare i loro interventi singolarmente, ma anche condividi le loro esperienze e metti insieme e vedi quali che sono magari le robe che funzionano meglio, preparata i materiali, che spesso è un problema quando si insegna, no? Il fatto di si aveva inventato tutto dall'inizio, quindi il fatto di poter contare sulle esperienze di altri insegnanti che vedono fatto le stesse robe, che secondo me può dare una buona, un buon ponte di partenza, che è un po' che ti di fanti no, ecco. Riccardo Urbani, se ti allenga le fotografie linguistiche che non sa in stroke contata, loro podende che le lingue furlane è ben presente al mancul tant che lingue passive, no? In una percentuale un'evore alte che dunque non saresse di trascurare con di più se, come che nos diceva lui prima, o facendo un discorso di riconoscimento anche di diritti linguistici che sono stabilisti in Costituzione. Allora anche lui domandi c'è sarebbe l'auspicabile di arrivare a fatte scuole superiori dal Friuli? È difficile fare valutazione se da consigli per cambiare la scuola. Voi si fate tanti che la scuola vorrei di fare, io da questo punto di vista di la verità non lo sai, cioè è lavoro difficile, no? Individuare strade. Dicono che forse al manco per partire un atteggiamento diverso, se non i vedi che non sai, in Chiarnie per esempio, lì che insegno io, 3 frus su 4 sono a favore per furlan in chiesa e dunque sono chiaramente bilinguali. Ecco, già questo sarebbe importante. Bisogna stare partiti da considerazione che il bilinguismo è la situazione quasi normale, no? In questa realtà. E più sono tutti foresti, che fanno in tutti questi lingue. E dunque, da qua a entrare in questa logica per la quale non è dove la lingua è stata, ma sono tutti queste lingue che sono di un dialetto, che sono di una lingua che non si interessa poco, ma hanno un po' da rete, anche richiapparsi, non sai, a Chomsky, a Benfield, ma anche a Tullio De Mauro, no? Che a persone che hanno riflettuto seriamente sulla questione, no, dal plurilinguismo, non basterebbe intanto che, cioè sì di questo atteggiamento ideologico per la quale il frutto che fa le plurilingue sono i giovani in questo caso che fa le plurilingue alle svantaggiate, e dopo che la lingua è stata è una e che va insegnata dove che è. Ecco, questo sarebbe il primo passo, che è dunque un fatto di consapevolezza da insegnare. Cioè, molto arriva a questa consapevolezza ben non lo sai, ti sei d'accordo con Tiziano comunque che cioè una sinergia tra il mondo a scuola e il mondo a università, non per esempio infatti queste piccole convigne con la Fusco, con la professoressa Fusco che ha affeverato proprio di queste dall'insegnamento plurilinguale, ma può essere utile e dunque puntare sulla formazione degli insegnanti, ma già quando sono anche sui news insegnanti, già quando sono a università, per sì proprio di queste concessioni di nazionaliste, no? Da lingue. Grazie a Tiziano Furlano e a Riccardo Urbani per essere stati con noi e buon lavoro per da bon te scuolis. Un saluto di Erika Dami, dottor con Dario Nardini e part tecniche. Si torna a sentire lunis dopo misdè. Mandi ad occhi.